Ciao amici di Un Sorriso in Più Family, bentornati. Sono sempre io Angelica e oggi torniamo con un nuovo racconto. Spero abbiate passato tutti una buona Pasqua. Il racconto di oggi è una piccola favola con una morale che si intitola Il falco pigro. Spero vi piaccia. A me è piaciuta molto personalmente. Un grande re ricevette in omaggio 2 pulcini di falco e si affrettò a consegnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese il maestro comunicò al re che uno dei 2 falchi era perfettamente addestrato. E l'altro? Chiese il re. Mi dispiace, sire, ma l'altro falco si comporta in modo strano. Forse è stato colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a muoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posato il primo giorno. Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli il cibo. Il re convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì a far volare il falco. Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i consiglieri più saggi, ma nessuno poté schiodare il falco dal suo ramo. Dalla finestra del suo appartamento il monarca poteva vedere il falco immobile sull'albero giorno e notte. Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema, addirittura. Il mattino seguente il re spalancò la finestra e, con grande stupore, vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino. «Portatemi l'autore di questo miracolo!» ordinò. Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago per caso?» gli chiese il re. Intimidito e felice, il giovane spiegò. «Non è stato difficile, maestà. Io ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali e ha incominciato a volare». Quindi la piccola lezione che questo autore voleva darci è che quando ci si rende conto di avere le ali si può iniziare a volare. Spero vi sia piaciuto questo piccolo racconto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!